Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Quando ho iniziato a leggere il libro che oggi presentiamo, mi sono chiesta se era proprio necessario scrivere qualcosa ancora sull'amore. Dopo che sull'amore hanno discettato i filosofi fin dall'antichità e hanno scritto fiumi di parole, sia prosatori che poeti. Quando sono arrivata alla fine ho capito la necessità, o se vogliamo l'utilità, di questo libro. De Soldà ci porta per mano con una scrittura che è tanto profonda quanto agile, caratteristica questa non propria dei filosofi, dei suoi colleghi, per tentare di farci capire che cos'è l'amore. E lo fa un po' volteggiando tra filosofia e letteratura e andando avanti e indietro tra il trapassato e il presente. E facendoci ragionare, e secondo me questo è una delle caratteristiche di questo libro, accanto a un'altra che poi mi sento di consegnarvi, sulle certezze o le fragilità del nostro tempo, sul maschilismo, sull'individualismo, sul narcisismo, sulla paura della dipendenza, sul rifugio nel mondo digitale. E ci propone diverse, nozioni dell'amore per parlare di quelle più prossime a noi, insomma, dei decenni che ci hanno preceduto, dall'amore ribelle degli anni 70 a quello più individuale, socialmente approvato degli anni 80, vissuto nel segno dell'ottimismo, a quello più, fusionale di anni in cui forse l'ottimismo era un po' scemato e in cui ci si rifugiava l'uno nell'altro, in una coppia che faceva diventare due una sola persona, a quello che, come è stato definito da Carolina Bandinelli, è l'amore post-romantico, cioè quello dei nostri ragazzi che, consapevoli delle criticità che ha l'amore fusionale, che produce molto spesso violenza, una violenza terribile che noi vediamo, che accade ogni giorno, hanno un amore più ristretto, un amore che quindi salvaguardi la propria sfera individuale. De Soldà ci propone un amore diverso, un amore libero, che poi definirà lui, perché non sono io che devo, relazionare in questo incontro. Ma, ed è secondo me l'altra caratteristica di questo libro, di questo testo, un amore libero che è tale perché si apre. E si apre non solo al soggetto amato, ma si apre alla società. E quindi la caratteristica di questo libro è che non c'è solo amore, ma c'è anche libertà. E c'è anche forse democrazia, perché l'atteggiamento che ci propone Del Soldà di questo amore è un atteggiamento che riguarda l'individuo in se stesso, nei confronti dell'amata, ma anche nei confronti della società. E quindi ci dà una lettura, non so se sia una lettura nuova, ma certamente una lettura che ci apre al diverso, che non ci fa avere paura di quello che è altro da noi e che ci aiuta a superare il nostro individualismo e il nostro identitarismo, che non è solo l'identità della persona, ma anche l'identità dei popoli, e che quindi ci costringe a interrogarci, come ho detto prima, sulle nostre fragilità. Ma, ed è l'ultima cosa che dico, ne avrei tante da dire, ma magari poi ne parliamo insieme, visto che mi hanno autorizzato a stare qui. C'è un'altra che Del Soldà ci parla di una cosa di cui non si parla mai nella nostra società materialistica e desacralizzata, dell'anima.
Ma anche qui ne dà una declinazione particolare. Non anima mia, come dice lui, ma anima mundi, come diceva Plotino. E anche qui c'è quindi una dimensione non solo individuale, ma una dimensione sociale dell'anima. E anche questo è una parte del libro che mi ha incuriosito, di cui lo ringrazio, perché di anima ormai non parla più nessuno e forse sarebbe il caso di parlarne, e quindi alla fine mi sono resa conto che questo è un libro da leggere. L'ho letto 2 volte per capirlo bene, ma lo consiglio a tutti. Grazie. Basta anche una volta sola, tutti. In realtà è Alice Ongaro Sartori che facciamo un dialogo anche a 3 a questo punto. Anche a 3, con piacere. Allora, buonasera a tutte e tutti. È un piacere, un onore essere in dialogo stasera con Pietro del Soldà. Ci dedicherà un'ora d'amore, al termine della quale sarebbe bello raccogliere anche delle domande, delle riflessioni da parte vostra, un po' ricreare un piccolo comizio d'amore per riflettere collettivamente. E al termine di questa ora Pietro poi chiacchiererà con voi, si potranno acquistare i suoi libri, quindi approfittatene. Allora io partirei non direttamente nel cuore di questo libro, ma cercherei di veleggiare un po' verso i temi del libro, partendo un po' da quello anche che è il percorso di Pietro, che è un percorso interessantissimo, anche in un certo senso anomalo per essere un filosofo. Pietro è un filosofo di formazione, ha conseguito dottorato in filosofia sotto la guida di Galimberti qui all'Università Ca' Foscari di Venezia. Approda poi a Rai Radio 3 con Rai Tremondo, parlando di politica internazionale nel 2002, si occupa anche di cooperazione allo sviluppo in Sud America. Nel 2012 diventa autore e voce del programma Tutta la città ne parla, sempre su Rai Radio 3, dove ogni mattina alle 9:30 abbiamo il piacere di incontrare la voce di Pietro e quella di altre persone. Questo non è il primo libro di Pietro, bensì è il 4, e è interessante come già il tema dell'amore, della filosofia sia comparso nel suo secondo libro, che si intitola Non solo cose d'amore, Noi Socrate e la ricerca della felicità, è edito da Marsilio nel 2018, seguito poi da un secondo libro, Sulle ali degli amici, una filosofia dell'incontro, nel 2020, pubblicato sempre dai tipi di Marsilio, e poi La vita fuori di sé, 2 anni dopo, una filosofia dell'avventura, quindi amore, amicizia, avventura. E adesso il ritorno all'amore. Cosa è cambiato rispetto al primo tuffo, alla prima riflessione dell'amore, ad oggi? Che cosa ti ha riportato a questo tema? Grazie Alice, grazie Presidente, giusto? Grazie dell'ospitalità e anche della presenza di tante facce note, familiari, care. Allora sì, sembra un ritorno al tema di un libro pubblicato 7 anni fa che si chiamava per l'appunto Non solo di cose d'amore, anche se per la verità quel libro era un approccio, come dire, ai nodi esistenziali attraverso il ricorso al Socrate di Platone, che è stata un po' l'ossessione della mia vita, il centro dei miei studi per tanti anni. E quindi in realtà parlava un po' di tutto. Socrate era uno che diceva mi intendo solo di cose d'amore, non ho altre conoscenze, e in realtà parlava di tutto, di giustizia, di politica, di bellezza, di buon governo della città, alludendo a qualcosa su cui poi io ritorno in questo libro, che però a differenza di quello là affronta tematicamente il nostro rapporto con l'amore, con i desideri, con le relazioni sentimentali e con la sessualità oggi. È frutto sì di un percorso giustamente anomalo, comunque insomma ciascuno di noi ha una biografia anomala, di un percorso che intreccia studio e un lavoro giornalistico di confronto con la contemporaneità che faccio ormai da tanti anni ogni giorno su Radio 3.
La trasmissione che faccio, che sospetto qualcuno di voi ascolti, Tutta la città ne parla, si è dedicata centinaia di volte, secondo me, al tema non ho mai fatto un conteggio, al tema del rapporto, della violenza spesso di genere, del rapporto difficile tra uomini e donne, del rapporto difficile con il proprio corpo, con i desideri, con la sessualità. E devo dire, ho imparato molte cose ascoltando storie, esperienze, testimonianze, e le ho a un certo punto volute elaborare da maschio che non aveva mai fatto forse una riflessione adeguata sul proprio essere in quanto maschio appartenente a un genere, no? Come giustamente dicono le pensatrici femministe da tanto tempo, le donne riescono a farlo con più facilità, gli uomini no, e questo è un tassello mancante nella nostra società, cioè comprendere che cosa nella vita sentimentale, nella sessualità, nel rapporto con gli altri e con le donne nello specifico da parte dei maschi possa addirittura essere letto in continuità con comportamenti violenti o possessivi. Ebbene, diciamo, il primo dato da cui ho scelto di partire in questo libro, che in effetti intreccia anche più dei miei libri precedenti registri e linguaggi molto diversi, perché è sì un libro filosofico, intendendo però la filosofia quel sapere che mette in relazione tutti gli altri saperi, le voci, le opinioni, le storie di vita, e quindi si confronta certo di nuovo con Platone, che è il filosofo dell'amore e l'autore a cui ho dedicato più attenzione nella mia vita, e anche altri, un filosofo molto oscuro come Plotino, che è centrale in un capitolo sulla bellezza, ma poi tutto questo materiale denso interagisce con romanzi, no? Il primo romanzo da cui parto, l'Incipit, è quello di un libro, se vogliamo, anche piuttosto leggero, Un amore senza fine, che è un libro uscito 50 anni fa negli Stati Uniti, che racconta di una bruciante, letteralmente, storia d'amore tra due adolescenti a Chicago alla fine degli anni 60, podcast, romanzi contemporanei, cioè effettivamente di tutto, ma non è un mix caotico, non vuole esserlo, ma un coro di voci per disegnare quello che credo sia, e concludo la mia prima risposta, il paesaggio sentimentale in cui ci troviamo un po' tutti, secondo me, i ragazzi ma anche le persone più grandi. Abbiamo, come dire, veleggiamo tra due estremi, tra due comportamenti che sono opposti e ben chiari, e a loro modo io credo entrambi pericolosi se non ne siamo consapevoli. Da una parte c'è quello che citavi tu, cioè l'amore fusionale, li hai citati entrambi per la verità in un'introduzione perfetta, quell'idea dell'amore come rifugio, come fuga dal mondo frustrante che ci fa soffrire, non ci riconosce, ci schiaccia con le sue aspettative, no? Noi siamo, e soprattutto le persone più giovani, fortemente sotto pressione per le aspettative sui nostri comportamenti a scuola, al lavoro, nella vita sociale, nell'aspetto fisico, e questo è un tema per me decisivo, ci dedico un capitolo intero, riguarda le giovani donne ma anche moltissimi uomini. Sotto questa pressione di una società individualistica, ipercompetitiva, conformistica, che ci destina a questo continuo confronto, no? Questa idea della vita che è una gara, che poi è una roba di oggi, ma io la scovo anche in Platone, c'è un grande personaggio dei dialoghi di Platone, Protagora, potrebbe essere un grande influencer dei nostri giorni, che la descrive proprio così, l'esistenza dei suoi concittadini. La vita è una gara e felice è colui che arriva primo. Tutti gli altri, chi rimane indietro, è destinato a dolore e frustrazione. In questo paesaggio sociale molto difficile, un mondo che ci sfugge di mano, un futuro sempre più precario e incerto, l'amore come fuga, come oasi, no? In un deserto di senso. Quel mito dell'amore romantico che da alcuni decenni in poi, io pongo gli anni '80 come il momento decisivo in cui si propaganda, no? Si crea quella società tardo-capitalistica in cui abitiamo noi oggi e si produce al cinema, nella televisione, attraverso le pubblicità che sono un veicolo straordinario per bambini inermi come ero io negli anni '80 di un modello di felicità, quella roba lì, cioè l'amore, la coppia felice, una casa di bambini, il mulino bianco per noi italiani come l'unica strada da perseguire, molto solitaria, molto privata, molto apolitica, se non addirittura antipolitica. Quello che accadrà nella politica italiana nel decennio successivo era già presente, no? Si preparava in quegli anni, e oggi tutto questo è ancora più chiaro, più forte.
diventa meno ottimistico, ma più nel senso del il mondo fa schifo, non mi riconosce, mi fa stare male, non ci resta che l'amore. Questo è un titolo di un bel libro di una sociologa, Gabriella Tornaturi, di qualche anno fa, è uscito anche questo per Feltrinelli, che si intitolava proprio così: non ci resta che l'amore, l'amore come compensazione per un mondo che ci lascia indietro, frustrante, ansiogeno. Evidentemente questa idea dell'amore che fonde anzi i due amanti che diventano una cosa sola, anch'essa un'idea perfettamente descritta da Platone nel Simposio, uno dei grandi protagonisti di quel dialogo, Aristofane, nel famoso mito sull'uomo primigenio, sull'amore delle origini, dice proprio questo, descrive l'amore come un tentativo di passare dai due all'uno. Cos'è la vita? Non è altro che la ricerca della metà perduta, dell'anima gemella, di quell'essere che unico mi rende felice, mi può dare completezza, contentezza e quindi anche una via d'uscita dal dolore. Evidentemente, magari ci torniamo su questo punto perché è centrale, questa idea, questa concezione seducente in un mondo arido e difficile nasconde una chiara insidia, perché l'illusione di fondersi in una cosa sola, di lasciarsi alle spalle il mondo, di rinchiudersi in una relazione di coppia che diventa una capsula, un guscio che ci isola e separa e protegge, dura poco, dura il tempo appunto dell'innamoramento dell'inizio. Poi è chiaro che le diversità, le biografie, gli altri affetti, i legami, i desideri nuovi che insorgono emergono alla luce e differenziano di nuovo, fanno ritornare il 2 come il numero vero delle relazioni, no? È un inganno che 1 sia il numero dell'amore. Tutto questo produce molto spesso, soprattutto nei maschi eterosessuali, nelle relazioni che vivono con donne alle quali vorrebbero estendere il proprio controllo, produce una reazione aggressiva, perlomeno possessiva, il desiderio di dominare, controllare. Ci sono dati che lo certificano, anche tra ragazzini molto giovani. Io cito un'inchiesta di Save the Children pubblicata dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, da cui viene fuori che una quantità impressionante, 2/3 degli adolescenti intervistati, ammette di aver vissuto e subito situazioni di controllo, cioè a dire il fidanzato maschio che impone alla propria ragazza di 14-15 anni di controllare i suoi account social, di eliminare quel tizio dai tuoi contatti, di non metterti quella gonna troppo sexy quando esci con le tue amiche o quel costume troppo succinto. E la cosa che più colpisce in quel rapporto, l'ho ritrovato in rete, ci sono molti altri dati, si chiama Le ragazze stanno bene, e viene fuori che molte ragazze accettano questo stato di cose, questo istinto al controllo, al dominio, al possesso da parte maschile come un segno d'amore, una conferma della propria desiderabilità. C'è sempre anche il narcisismo di mezzo, chiaramente. E tutto questo rivela una tendenza profonda che quindi non si sta esaurendo, rimane ancora molto chiara anche nelle generazioni più giovani, e che io credo metta in continuità la gelosia, il desiderio di controllo, anche mai violento, anche di uomini che non alzerebbero mai né un dito né la voce, con invece i tanti, innumerevoli casi di violenza vera e propria, fisica e psicologica. Io tutte le volte che faccio una trasmissione su femminicidio, casi di violenza, resto colpito dalla quantità infinita di messaggi che noi riceviamo di donne che raccontano la propria storia, ma dicono anche, e non si firmano, di non averlo mai detto a nessuno. Quindi noi dobbiamo immaginare che accanto ai casi di violenza denunciati ce ne sia una marea di mai portati alla luce, sepolti sotto una coltre di paura, omertà, silenzio. Ecco, questo è uno scenario, questa è una tendenza che interroga tutti coloro che sentono ardere dentro di sé una voglia di amore come fuga, come fusione, appunto come passaggio dal 2 all'1. In reazione a tutto questo, soprattutto tra le generazioni più giovani, ci sono molte inchieste sociali, molti libri che io mi confronto con questi testi, si sta affermando la tendenza opposta, quella che tu hai già ben riassunto citando quel libro che è uscito l'anno scorso
per l'editore La Terza di Carolina Bandinelli, le post-romantiche, sono tanti a parlare di post-romanticismo, cioè di una reazione a tutto quello che ho appena descritto da parte di uomini e donne, giovani o meno giovani, che proprio per evitare questo esito, di finire sotto il controllo di qualcuno, di cadere nella trappola del possesso, nell'inganno di questa fuga dal mondo insieme, semplicemente evitano di entrarci in una relazione coinvolgente e preferiscono, e questa è un'espressione molto in voga negli Stati Uniti, ma ormai anche qui, le situationship alle relationship, cioè c'è un'inchiesta del Pew Research Institute, che è uno degli istituti di ricerca sociale più importanti al mondo, che dice non solo che stanno crescendo i single nella società, che è di per sé un dato interessante perché è una metamorfosi, una trasformazione del tessuto sociale che indica anche un grande aumento della solitudine, ma cresce il numero di persone single che vogliono restare tali, contente di esserlo perché non hanno voglia di stare male, di mettere in questione la propria integrità e la propria identità personale, e questa è la parola chiave, un'altra parola chiave credo di questo libro, in gioco nei rapporti, non la vogliono esporre al rischio. Chiudo, Matteo Lancini, uno psicologo dell'età evolutiva con cui mi confronto spesso alla radio e anche in questo libro, scrive proprio questo, cioè i ragazzini e le ragazzine di 15, 16, ma anche quelli un po' più grandi, la generazione Z, privilegia l'identità personale, quindi pensa alla propria felicità come l'affermazione del proprio io, della propria integrità, riconosciuta dagli altri, rispetto al gettarsi in una relazione sentimentale, perché la relazione è un pericolo, è un rischio, quando finisce ci fa stare a pezzi, fa sgretolare quell'immagine personale, per cui molto meglio rifugiarsi a questo punto in un altro guscio, che non è più quello della coppia, ma quello del singolo, che con gli altri si rapporta in maniera molto individualistica, se vogliamo anche chiusa, e perdendosi però qualcosa, si evita la violenza, si evita la sofferenza, ma si evita anche quell'esperienza di libertà che è la relazione amorosa. Sì, scusa se potevo aggiungere, sono rimasta anche sconvolta a proposito di statistiche del fatto di quante adolescenti o comunque giovani donne, giovani uomini cerchino il partner o la partner sulle piattaforme. E quanto sia calato, e anche questo lo dici tu, per esempio il desiderio sessuale, nel senso una società che adesso è libera sessualmente perché siamo usciti dai tabù con cui tutti siamo cresciuti, o io personalmente sono cresciuta, eppure il sesso viene sempre meno praticato e si ricollega a quanto hai detto adesso. Non c'è dubbio, poi rispondo sul punto, c'è un altro consiglio di lettura è Il declino del desiderio di Luigi Zoia, che è uno dei più bravi psicanalisti italiani, che qualche anno fa riportava anche lui dei dati, ma poi ci ragionava su questa ormai evidenza. Siamo molto più liberi che in passato di vivere la sessualità, perché ci sono molti meno divieti, molti meno tabù, ce ne sono ancora, ci sono molte discriminazioni e paure, però meno che nel passato. La socialità e la sessualità si sono trasferite sul digitale, magari delle piattaforme, delle app di dating, dell'impatto della tecnologia possiamo continuare a parlare perché ormai riguarda tutti, non più solo i ragazzi, è il principale luogo dove si incontra qualcuno, ma a ciò corrisponde un calo dell'attività sessuale, cioè si fa sempre meno sesso, perlomeno nel mondo occidentale, Europa, Stati Uniti, nelle democrazie più mature, più avanzate, se così si può dire, il dato è questo, e pur andando insieme a una maggiore disponibilità di incontri o, nel caso delle persone che giovani si affacciano alla sessualità, di immagini. C'è chi ipotizza che l'accesso, anche il semplice accesso incontrollato alla pornografia online possa in realtà anch'esso produrre un effetto di contrazione del desiderio, di paura del desiderio, anche perché c'è sempre inoculato il confronto, no? Quindi l'idea di non essere all'altezza di quello standard irraggiungibile. Rispetto anche ai dati sempre più in calo legati alla mancanza di desiderio, alla sessualità che va diminuendo, soprattutto nelle generazioni giovani e comunque
includiamo tutto quello che sta sotto i 40 anni. E il discorso che tu affronti è della generazione Z, così chiamata, dove inseriamo più o meno le persone nate tra 1997 e 2012, circa spanne. E c'è un grossissimo punto che è quello dell'identità, che è un po' quello che attraversa e che tu analizzi, no? In maniera anatomica attraverso questo libro e il tema dell'amore. La generazione Z ha in un certo senso messo in crisi la relazione tradizionale della coppia, e di conseguenza si è anche portata appresso anche un lessico completamente nuovo che non c'era mai stato fino ad oggi. Si parla appunto di situationship, di ghosting, fare ghosting, sparire, non dare un riscontro ai messaggi, si parla di amore post-romantico, si parla di ecco, un lessico che è stato inventato proprio a rappresentare qualcosa che prima non c'era. La mia domanda è, secondo te, questa generazione di cui tu ti occupi, che tutte in realtà anche le università e i dipartimenti di psicologia e sociologia stanno studiando ampiamente, sono più impaurite queste generazioni o secondo te hanno solo smascherato un'illusione e sono più sincere? Questa è la domanda più difficile, anche perché non mi ritengo un esperto. Faccio domande, faccio interagire i testi, le storie. Tra le quali c'è una storia che riporto molto divertente, credo, di una famosa sociologa americana che insegna alla State University di New York, che ha scritto un libro molto famoso negli Stati Uniti che si intitola First Love, Primo Amore, la quale racconta ai suoi studenti un giorno proprio il mito dell'amore primigenio nel simposio di Platone. Ve lo ricordo in 2 battute, c'è questo personaggio, uno dei grandi personaggi del simposio, che è Aristofane, poeta, il grande poeta comico, l'autore delle magistrali commedie che conosciamo nel V secolo a.C., che racconta questo, cioè l'essere umano era una creatura, no, rotonda, con 2 teste, 4 braccia, 4 gambe, 2 organi sessuali, che se ne andava rotolando per il mondo contenta e felice, piena di sé, quando un bel giorno Zeus, intimorito dall'arroganza di questa creatura effettivamente goffa, ma ci si dimentica sempre che in realtà Aristofane è un poeta comico e quindi spesso si interpreta questo mito come la dottrina di Platone sull'amore, Zeus la taglia in 2, questa strana rotolante sfera con 2 organi sessuali, provocando la lacerazione di 2 metà che appunto si cercano l'uno con l'altra, per cui la lezione, la morale qual è? L'amore è per tutta la vita nient'altro che il tentativo di ricomporre quella natura originaria, archaia physis la chiama in greco Aristofane, quella unità nella quale soltanto si può stare bene, si può smettere di soffrire, come a dire, la differenza, il taglio è solo sofferenza, l'amore è una sete che anela a spegnersi. Il desiderio, quella privazione che è anche nell'etimo della parola desiderio, è vista soltanto come un male, qualcosa da cancellare, da rimuovere. Elisa Phillips racconta questa storia ai suoi studenti ventenni, generazione Z newyorkese, un po' ce li possiamo immaginare, reagisce con indignazione, rabbia, anche se questo qui è un pezzo formidabile di letteratura greca, non solo di filosofia. Perché? Perché ci leggono non solo una specie di ideologia monogamica, per cui una sola è la persona che mi può rendere felice in questo mondo, ma più in generale perché rifiutano l'idea, quei ragazzi, che si possa dipendere da qualcun altro, dalla sua presenza per realizzare la propria identità, le proprie caratteristiche personali. C'è un grande tema, lo dice molto bene sempre Matteo Lancini. Oggi dipendenza è una parola che è diventata sinonimo di tossicità. Cioè la semplice idea è che io, per essere felice, per sentirmi me stesso, per entrare più profondamente in contatto con i miei desideri, abbia bisogno di qualcun altro nella mia vita, quindi di relazioni importanti e coinvolgenti, è rifuggita, almeno da una parte della popolazione giovanile, come un pericolo, come un nemico, come un male.
E quindi è paura, sì, è testimoniato che è paura, è abbastanza comprovato che sia anche paura. Paura di soffrire, paura espressa da ragazzi che spesso hanno avuto davanti agli occhi da bambini il disastro sentimentale dei propri genitori, no? Le prime generazioni di genitori che hanno vissuto le separazioni, la libertà anche di tirar fuori i propri desideri, ma quindi anche le idiosincrasie, la rabbia. E quindi chissà, forse sono anche reazioni comprensibili. Tutto questo però va insieme anche a una maggiore consapevolezza. Ovviamente generazione Z significa anche quegli adolescenti che invece continuano a coltivare l'idea del possesso, della sopraffazione, del maschilismo, il patriarcato, se vogliamo usare questa parola, il maschilismo dominante è ancora presente anche nelle persone giovanissime, non si sta estinguendo, quindi è compresente nella generazione Z. I due estremi sono presenti nei ragazzi e io credo anche nelle persone più grandi. In realtà questo è un libro che si può rivolgere a tutti, perché poi non c'è un'età dell'amore. Io credo che il problema sia anche che viviamo in una società che giustamente difende le prerogative individuali, ma nello stesso tempo anche esalta come una specie di totem l'io, l'identità personale, la realizzazione di sé, un progetto esistenziale dentro il quale le altre persone finiscono con lo svolgere un ruolo da comprimari, quindi temporanei compagni di strada, pubblico, spettatori che devono valutare le mie performance nella vita lavorativa, sociale, nell'aspetto fisico, come dicevo prima, o purtroppo spesso anche avversari, competitor sui quali prevalere. E non c'è dubbio che questa insistenza, che è in parte giusta, eticamente consapevole e spiegabile, la realtà è sempre complessa, questa tendenza, dicevo, abbia anche a che fare con questo esacerbato individualismo che le piattaforme, i social network in particolare, da una quindicina d'anni a questa parte hanno ulteriormente alimentato e fatto diventare forse il tema principale della nostra società, no? L'identità, quella personale e poi c'è quella collettiva, come dicevi all'inizio, perché noi viviamo anche lì tra due poli, il culto dell'io, da proteggere, tutelare, far apparire al meglio, e il culto del noi, entrambi con la maiuscola, mi piace scriverli così. In qualche modo c'è un filo sotterraneo che unisce queste due grandi tendenze della contemporaneità, il narcisismo, se vogliamo usare questa parola complessa, in realtà allude anche a un comportamento patologico, ma ci intendiamo dal punto di vista culturale è l'ossessione per la propria immagine personale, e quelle forme di comunitarismo o oggi si usa dire nazionalismo, sovranismo, cioè l'identità collettiva, che è anch'essa uno strumento protettivo. Nell'uno e nell'altro caso si parla di scudi, di gusci per difendersi da che cosa? Dal mondo esterno, dall'altro e anche dalle relazioni. Il problema qual è? Che sì, certo, quella scelta di molta parte, una parte significativa della generazione Z più consapevole, è importante perché rispetta e porta alla luce la necessità di difendere le prerogative, le qualità di ciascuno, ma il rischio è quello di coltivare una società di atomi isolati che non si mettono veramente in gioco nei rapporti. Sì, alla fine l'individualismo e il nazionalismo, che sembrano due nozioni completamente distanti, hanno molto in comune. C'è questo culto dell'identità, che tra l'altro è sempre un'identità del passato, non è un'identità che evolve, no? Quella collettiva sì, parlava di retroutopie il buon Bauman qualche decennio fa. Senti, nel tuo testo a un certo punto, sempre parlando del rapporto tra le persone, ma che va molto al di là, dici c'è bisogno del conflitto. Noi viviamo in un'epoca in cui il conflitto pare perenne, perché abbiamo la TV e ci sono persone in conflitto. Guardiamo la sfera nazionale e internazionale, ci sono conflitti da tutte le parti. E tu fai un ragionamento molto articolato sulla necessità del conflitto. Vuoi chiarircelo?
Sembra un paradosso, no? Dire in un mondo come questo, cioè, tra l'altro in questi giorni, in queste ore, la guerra, quella vera, condiziona la vita non solo delle popolazioni direttamente coinvolte, ma di tutti, no? Eppure, dipende da cosa intendiamo per conflitto, noi di un confronto aperto che includa anche il rischio di scontrarci, ne abbiamo disperatamente bisogno. Non dobbiamo pensare, come dice un libro che cito di un'altra studiosa, il conflitto non è sempre necessariamente un abuso. Noi siamo troppo abituati a pensare che ciascuno ha il diritto di affermare sé, le proprie prerogative, la propria identità, e qualunque contrasto, qualunque voce difforme, come dire, viola una regola e quindi non è valida, non è legittima. Invece coltivare una cultura del confronto, dello scontro, del conflitto come lo intendevano i greci, come lo intendeva Eraclito in quel famoso aforisma dove si dice che Polemos è il padre di tutte le cose e di tutte re. Non intendeva che siamo destinati alla guerra perenne, alla guerra di tutti contro tutti. Eraclito non allude allo stato di natura di Hobbes, da cui magari emanciparsi uscendo fuori, creando un ordine imposto dall'alto. Il conflitto è pluralità. Polemos e polis hanno forse un etimo comune che allude, e anche polloi, che vuol dire molti, molteplici, allude alla necessità di stare dentro la differenza, cosa che ci siamo disabituati a fare, perché preferiamo, e in questo senso credo non solo la politica contemporanea, ma la transizione al digitale, questa vita sociale digitale che caratterizza un po' tutti noi. Il problema lo ha enfatizzato, rinchiudendoci in piccole bolle, le chiamano le camere dell'eco, luoghi dove si preferisce sempre stare con chi la pensa come noi, ha lo stesso orientamento, le stesse abitudini, le stesse caratteristiche personali, e il confronto con chi la pensa diversamente o vive diversamente lo si rifiuta, o se lo si vive lo si sperimenta come una guerra, come una degenerazione che vuole schiacciare e cancellare l'alterità. Il conflitto, vivere il conflitto fino in fondo come dimensione esistenziale significa accettare l'alterità come condizione necessaria per essere se stessi. Sì, il confronto quindi non con un contraddittore, ma sempre con un nemico, cioè la categoria amico-nemico e non la categoria del contraddittore. Che vale è tornata formidabilmente, beh, chiaro, no? Cioè, voglio dire, abbiamo l'uomo più potente del mondo che ha inconsapevolmente, credo, introiettato la lezione di Carl Schmitt, però, voglio dire, tutti i leader nazionalistici stanno vivendo questo, non c'è l'altro, non c'è istituzione terza, multilaterale, sovranazionale. Anche la pace che si sta sperimentando in queste ore a Gaza, nei colloqui di Sharm el Sheikh, è una pace nella logica dell'amico-nemico, c'è quello più potente che impone il suo ordine, non c'è dialogo, non c'è colloquio, non c'è interazione e soprattutto non c'è nessuno che sovrintenda questo processo. Ma lasciando perdere la politica internazionale, questa cosa l'abbiamo introiettata anche nei rapporti personali, appunto. Siamo molto protesi a chiuderci ciascuno nella propria piccola bolla identitaria. Siamo andati molto lontani dal tema iniziale, però poi ci possiamo... Ma in realtà poi, insomma, il tuo libro attraversa tutte queste tematiche, e la cosa meravigliosa è anche che lo fa poi in un modo anacronistico, cioè può essere letto da diverse generazioni e affrontando anche diverse fasce temporali su questo, ma uno dei capitoli centrali parla proprio di questo, amore e democrazia. E ieri al telefono chiacchieravamo, prima anche citato, no, di Pierpaolo Pasolini, che nel 1964 fece questo celebre documentario Comizi d'amore, che con la scusa di raccogliere delle risposte anche personali da bambini a gente più adulta, domande legate all'amore, in realtà in maniera non innocente Pasolini fece una chiara fotografia anche della situazione politica italiana di quegli anni.
E quindi, visto che poi recentemente anche tu hai presentato il libro al Festival della Politica a Mestre, hai parlato di questo, di come la responsabilità di amare è legata alla responsabilità verso gli altri, il sé, l'altro, l'altra e gli altri. La domanda che ti faccio, e che poi insomma ritroverete anche nel libro, è: può esserci democrazia dove non c'è amore e viceversa? È la tesi forse la più ardita che c'è in questo libro. Tra parentesi, a proposito di comizi d'amore, lo sto portando un po' in giro in tutta Italia e mi rendo conto che questo mettere insieme i temi più intimi, no, della vita di ciascuno di noi con i grandi sommovimenti della società, della politica, suscita un sacco di reazioni. Farò forse un backstage di un piccolo comizi d'amore nel 2025, perché in effetti ho ricevuto molti stimoli, domande, testimonianze, anche critiche sul tema dell'amore e la democrazia. Io sono rimasto colpito dalla lettura di alcune parole, di alcune pagine di una delle più importanti pensatrici del femminismo americano, che è Bell Hooks, oggi ancora molto letta, molto seguita da ragazze anche molto giovani e per fortuna anche da tanti lettori maschi. Introduce una nozione che ho trovato formidabile, cioè un'etica dell'amore. Come a dire, noi siamo abituati a pensare che l'amore e la sessualità siano per definizione ingovernabili, una sessualità dionisiaca che esplode, un incendio che brucia, come brucia questo libro inizia con la descrizione di un incendio di una casa, quel libro romanzo che citavo poco fa, questi due ragazzini a Chicago, fine anni 60, l'adolescente David viene cacciato dalla casa della sua fidanzata con cui vive una relazione troppo passionale, troppo coinvolgente, e lui, per motivi vari, non vi faccio spoiler, poi nel libro ne parlo un po', dà fuoco alla casa dove vive la ragazza con i suoi genitori, non perché li vuole ammazzare, ma perché così vuole farsi notare, vuole fare la parte dell'eroe. Però io ho scelto quella pagina e quel libro che mi è piaciuto moltissimo, devo dire, l'ho letto, l'ho preso in mano con molta leggerezza, ha avuto anche molto successo recentemente tra gli adolescenti, è un fenomeno editoriale di TikTok che resuscita libri del passato e li fa tornare popolari. L'ho trovato iconico di questa idea di un amore che incendia e quindi devasta, fa male, no? E quindi noi, devo dire, io stesso sono incline a pensare che l'amore sia anche quella cosa lì, non può non essere anche quella cosa lì, quel fuoco che arde, che se ne frega delle conseguenze, che fa danni. Nello stesso tempo però, appunto, anche alla luce di tutti i pensieri e le riflessioni che ho fatto in questi anni sui rapporti tra uomini e donne, sui rapporti con la sessualità, col desiderio, ho ragionato molto anche su quello che dice Bell Hooks a proposito di un amore come un sentimento che sì, mi unisce a qualcuno di cui mi innamoro, che desidero, ma mi apre più in generale all'alterità, come dicevo prima. Mi dispone a un rapporto che non può essere possessivo. La reificazione della persona amata, cioè la sua riduzione a un puro e semplice oggetto del mio desiderio, a strumento per la soddisfazione di mie brame personali, della quale io non tollero l'ingovernabilità, voglio sapere tutto, voglio esaurire tutti i suoi spazi di mistero, di segreto. Questa cosa non è compatibile con l'esperienza amorosa e questo era già estremamente chiaro nei primi grandi pensatori dell'amore, Platone in primis. C'è un piccolo dialogo di Platone dove si dice che si ipotizza che l'amore sia come una caccia nella foresta, per cui c'è il cacciatore e la preda che sfugge. E la preda è quella che sfuggendo si fa desiderare, quindi resiste alla seduzione e più scappa, più diventa un desiderabile al massimo, facendo soffrire questo predatore che la insegue, la corteggia, cerca di appunto prenderla. Ma diventa molto chiaro anche in quel testo di Platone che in realtà questa è un'immagine riduttiva che porta a sacrificare la reciprocità. Invece l'amore è tale solo in quanto consente un livello massimo di condivisione.
Dice nel simposio di Platone, Diotima, quella sacerdotessa a cui è affidato il ruolo di istruire Socrate nelle cose dell'amore, l'amore è un condividere, un partorire insieme nel bello, è un generare insieme. Quindi in nessun modo può essere un flusso unilaterale. È apertura, è la capacità di uscire da se stessi nel rapporto con l'altro. In questo senso, però questa è davvero un'ipotesi, è una domanda che io lancio a chi legge il libro, a chi mi ascolta. L'amore, compreso in questa sua natura necessariamente reciproca, per cui l'amante è anche sempre amato e viceversa, e quindi ci sottrae a quella logica del possesso, della riduzione dell'altro a semplicemente oggetto del desiderio, strumento del mio piacere e della mia realizzazione. Questa cosa qua non aiuta solo a vivere meglio i rapporti sentimentali, ma è la base per aprirsi all'altro in generale, anche agli altri con cui non sarò mai unito da un rapporto sentimentale o sessuale. È in qualche modo l'humus su cui costruire una comunità libera. Io cito, e questo titolo è anche debitore di un'espressione che usa Socrate in un dialogo di Platone, che è il Fedro, eleutheros eros, l'amore libero, dove chiaramente lì non si intende il poliamore o fare sesso con chi ci pare, non è quello il punto, può essere anche quello, ma il punto è vivere l'amore come un'esperienza di libertà, quell'uscita da sé, trascinati dalla passione, attratti dal bello, e poi si tratta di capire che cos'è il bello. Ho scelto di fare un capitolo proprio su questo, sulla bellezza, la bellezza del corpo in particolare, andando sì a unirsi e a condividere, fidandosi il più possibile dell'altra persona, ma in questo modo aprendosi anche alla comunità, a una comunità necessariamente aperta. Quello che tematizzo è un legame profondo tra eros, libertà e polis. Quindi sì, alla fine la mia risposta è, o meglio no, non ci può essere, e questa è una tesi ardita perché appunto contrasta anche con tante altre ipotesi e storie, riflessioni sull'amore. Non ci può essere democrazia non è solo il governo della maggioranza, è un rapporto libero basato su valori che richiedono il riconoscimento, il valore della differenza, il confronto. Tutto questo si alimenta dell'esperienza dell'eros vissuto in modo aperto e libero. Quindi c'è un nesso profondo, io credo, tutto da scoprire, da indagare nella società contemporanea tra il nostro modo di vivere l'amore e la tenuta della democrazia. No, io lascio perché io mi sono inserita perché mi sono appassionata, ma sei tu la correlatrice, io ascolto. Ma allora forse io farei un'altra domanda per arrivare verso la conclusione di questa ora insieme, per poi lasciare anche un po' di spazio a voi e a qualche riflessione domanda vostra. Oggi nelle case, attraverso i mass media, i giornali, i social media, entra nelle case sicuramente molto di più la sociologia, la psicologia, parlando di questi temi, il giornalismo. Oggi che sfida ha la filosofia nell'entrare nelle case delle persone e parlare anche alle generazioni più giovani di questi temi, secondo te? È una domanda estremamente difficile, soprattutto per uno come me che non fa poi il filosofo di mestiere, qualunque cosa questo significhi, no? Cioè, non la insegno all'università, la pratico e la frequento nel suo significato originario e che credo la renda urgente come forma di sapere nella contemporaneità. La filosofia non come oggetto, come disciplina specialistica che si inserisce tra le altre e fa concorrenza alle neuroscienze per capire che cos'è la coscienza o la mente, ma per l'appunto, come fu pensata dal principio da coloro che questa parola l'hanno coniata in Grecia, un sapere che si relaziona a tutte le forme della conoscenza. Noi oggi viviamo un tempo segnato dall'iperspecialismo.
che ha prodotto, è banale dirlo, no? Risultati, avanzamenti straordinari nella qualità della vita, nella tecnologia. Sappiamo cose che ignoravamo anche solo 10 o 20 anni fa. L'iperspecializzazione tecnico-scientifica e di tutti i saperi, che è una grandissima conquista dell'umanità, lascia però un vuoto enorme, che è quello che soltanto un sapere plurale e aperto al dialogo tra le scienze può riempire. E questo era sin dal principio, badate, il senso della filosofia. Filosofia che tecnicamente significa amore per la sofia, no? Per la sapienza, ma a me piace pensare anche al contrario, sapienza dell'amore per l'appunto, della filia, di quella forma di relazione amorosa che unisce le persone, che unisce gli amici. Scaturisce proprio come non una tecnica tra le altre, ma come un sapere in grado di metterle insieme, di renderle proficue per la ricerca condivisa della felicità nella polis, perché questa parola greca, senza fare un mito di un'età dell'oro greca che non c'è mai stata, ma facendo tesoro della lezione presente in tante opere, non solo in Platone, ma penso anche ad Aristotele in questo momento. La polis è questo, cioè è un modo di vivere politicamente uscendo fuori dal guscio del cittadino isolato. Ebbene, ha bisogno di un sapere che abbia la capacità di ascoltare e mettere in relazione, svolge un ruolo, a due passi dalla Fenice, viene facile dirlo, di direzione d'orchestra forse, di governo, di armonizzazione dei desideri del singolo. Questa cosa è chiara ed esplicita. Platone dice l'anima dell'uomo è un coro polifonico di voci e va messo in armonia, no? Quindi filosofia è anche educazione musicale, ma è nello stesso tempo educazione politica, perché questo obiettivo, l'armonizzazione delle tante voci che si agitano dentro di me, è qualcosa che non posso raggiungere da solo, ma nella relazione con gli altri. Aristotele dice un'altra cosa bellissima. L'anima di ciascuno di noi è abitata da una molteplicità di desideri, passioni, voci, pulsioni, abitudini, convincimenti. L'agone è continuo dentro di noi. L'obiettivo è ricomporlo architettonicamente, dice lui. La felicità è un bene architettonico, è un'espressione difficile ma bellissima di Aristotele. Ebbene, tutto ciò per evitare che cosa? La lacerazione interiore, la guerra civile dell'anima. Lui usa questa espressione greca, stasis, che ritroviamo in tante parti della letteratura, della poesia, nelle tragedie e nella filosofia, che in greco non vuol dire stasi, come immobilità, vuol dire guerra civile, che è la caratteristica dell'uomo malvagio. L'uomo malvagio non è quello che ruba, che uccide, che viola le leggi, è quello la cui anima è lacerata da questa continua sedizione, guerra interiore tra forze che tirano da una parte e dall'altra. È quindi un sinonimo di infelicità, se vogliamo. Lo sforzo filosofico è quello, attraverso la conoscenza, di armonizzare tutte queste parti dell'anima del singolo e di una comunità, evitare la guerra civile. Questo è il compito, il senso del sapere filosofico, quindi la composizione della pluralità. Un riportare la molteplicità ad uno senza schiacciare le differenze, se no ricadiamo nell'errore di prima, della fusione. Quindi in questo senso la filosofia come un sapere plurale che apre anche a voci diverse, a registri diversi, e lascia interagire, come provo a fare io umilmente in questo libro, film, podcast, romanzi più o meno densi o leggeri, fenomeni della contemporaneità, indagini sociali e testi propriamente filosofici, credo abbia questo compito e dunque un ruolo molto importante nel nostro tempo, un ruolo misconosciuto che però andrebbe difeso. Beh, con questa riflessione, Pietro, noi ti ringraziamo tantissimo con un grande applauso.
Però due parole sulle tracce dell'anima che troviamo La padrona di casa sei tu, dici tu quando dobbiamo andare. Le devi dire. Su che cosa? Sulle tracce dell'anima che noi troviamo nell'amato. Allora sì, l'ultimo, ci sono 2 capitoli finali di questo libro in cui parlo di corpo e di anima. Il corpo è questo noi che tendiamo a oggettivare, a reificare, a sottoporre a degli standard estetici, ed è un grosso problema perché troppo spesso leghiamo anche il desiderio e l'amore a dei canoni di bellezza che diventano una prigione. E poi c'è l'anima. L'una e l'altro nella nostra cultura sono figli di una separazione, di un dualismo profondo che ha antiche origini e origini molteplici. Siamo abituati a pensare da molto tempo che il corpo e l'anima, qualsiasi cosa intendiamo con questa parola ampia, vaga, indefinibile, significano appunto due regni distinti. Un filosofo che è uno dei padri del pensiero moderno, che ha avuto un ruolo decisivo nel sancire, nello stabilire la distinzione, la differenza netta tra la dimensione spirituale del pensiero e quella fisica, è stato Cartesio, il grande filosofo francese di cui siamo tutti debitori, perché in fondo molta parte del metodo scientifico e di quella formidabile storia che è stato il progresso dal 600 in poi è dovuta anche alla sua opera. Ha istituito una distinzione, una linea di confine tra la sostanza pensante, come lui la chiama, la res cogitans, l'io come puro pensiero e quindi anche progetto razionale sul mondo, e poi la corporeità, la sostanza estesa che include il mio stesso corpo e poi la natura circostante, l'ambiente che mi sta intorno, ridotto a per l'appunto pura estensione, materia inerte, priva di coscienza, priva di dignità e quindi anche per questo destinata ad essere oggetto della mia intenzione di dominio, della mia conoscenza, del mio controllo, alla fine anche del mio saccheggio predatore, perché in realtà da lì viene l'idea che l'uomo sia il padrone del creato, il progetto scientifico-tecnologico sia un progetto di dominio sul mondo e sul corpo. In tutto questo però l'anima rischia di evaporare, l'anima come la si intendeva ai tempi antichi, e di come dire, comprimersi in quell'istanza di progetto razionale e dominio tecnico-scientifico sul mondo materiale. Io provo alla fine del libro a ridare spessore e dignità a questa parola e anche, come dire, contemporaneità, una parola che sembra invece molto antica e desueta, giocando, confrontandomi, devo dire proprio anche giocando con l'Adriano di Marguerite Yourcenar, che si interroga in quell'epoca di confine in cui vive tra mondo antico e un mondo nuovo che si apre sul rapporto, sulla consistenza dell'anima oltre i confini del corpo, oltre la morte, e trovo una risposta al quesito: che rapporto c'è tra l'anima e il corpo e che rapporto c'è tra l'anima e l'amore, di nuovo nel mio amato Platone, e in una immagine in particolare, dove si prova a dare una definizione dell'anima e del suo rapporto con il corpo, in un dialogo bellissimo che è l'Alcibiade Maggiore, dove Socrate si confronta su questi argomenti con il giovane Alcibiade, oggetto del desiderio, amante e amanto da Socrate come nessuno, un uomo, personaggio storico, il figlioccio di Pericle, che poi avrà una vita tormentata e turbolenta che segnerà la politica di Atene quando diventerà grande. Ma in quel dialogo Alcibiade è ancora un ragazzo, si imbatte in Socrate un bel giorno ad Atene, come sempre capita nei dialoghi di Platone, confessa che sta progettando il suo ingresso in politica, è sulla soglia dell'età adulta e non vede l'ora di entrare nell'assemblea, avere successo, avere potere, se non che Socrate, che gli vuole bene e ha una certa influenza su di lui, lo blocca e gli dice: fermati. Lo convince, prima di entrare nella politica attiva,
a cercare se stesso, perché persuade lui e noi lettori di Platone che precondizione per fare del bene alla comunità e anche a ciascuno di noi è il conoscere se stessi. Se io non so chi sono, non posso sapere cosa è bene per la città e cosa è bene per me. I due amici iniziano così un lungo percorso di ricerca di che cos'è il se stesso dell'essere umano, vanno cioè appunto alla ricerca della conoscenza di sé e a un certo punto approdano a una definizione che rimane nella storia del pensiero occidentale quasi come un manifesto della separazione tra l'anima e il corpo. Perché, dice Socrate, e con lui Alcibiade, in questo botta e risposta, sono sempre dialoghi i testi di Platone. E non è un caso, non è un vezzo formale, ma è fondamentale capire perché, sono dialoghi. La verità dell'uomo, il se stesso dell'uomo è la sua anima, l'anima incorporea. La mia verità è questo spirito che soffia libero dal corpo. Ora in questa vita è prigioniero di questa gabbia fatta di carne, di sangue, di muscoli, di ossa, di pelle e quindi di pulsioni, di desideri che si agitano, che mi spingono a fare cose, di bisogni. Ma in realtà la mia verità è in quello soffio incorporeo destinato a proseguire il suo percorso dopo la morte e che viene da molto tempo prima della nascita di questo corpo in cui sono in realtà rinchiuso. La verità dell'uomo è l'anima incorporea, il corpo è soltanto un suo strumento, un utensile per realizzare i propri obiettivi. E fin qui ci sembra di riconoscere qualcosa di molto familiare, millenni di cultura occidentale che ci ha impresso questa idea. La verità dell'essere umano è nella sua anima, mente, spirito, coscienza incorporea. Il corpo è un oggetto a nostra disposizione e continuiamo a trattarlo come tale anche oggi. Il piegarlo a degli standard estetici per affermarci nella società, il ricorso crescente, ed è il caso del libro dedicato al corpo, a chirurgia estetica da parte dei giovani in dosi massicce, disturbi del comportamento alimentare per adattarlo appunto a delle aspettative, a delle immagini a cui vogliamo corrispondere. Tutto questo dimostra come lo continuiamo ad usare come un mezzo, un utensile. Tuttavia, e Socrate in quel dialogo è molto chiaro, anche se poi curiosamente questa cosa viene ignorata e nella maggior parte delle storie della filosofia come l'abbiamo imparata, quel testo lì rimane come una specie di manifesto del dualismo tra l'anima e il corpo. Platone, il pensatore dell'anima, è il nemico del corpo. Così lo ha voluto leggere il più grande acerrimo nemico, spietato di Platone, che è stato Friedrich Nietzsche. In realtà, a mio giudizio, molto più affine a Platone di quanto lui stesso credeva. Ebbene, Socrate in realtà poco dopo dice attenzione a Alcibiade, perché questa definizione dell'uomo come pura anima che usa il corpo come un suo strumento non è rigorosa, non è soddisfacente, perché noi a questa definizione ci siamo arrivati, io e te in questo botta e risposta, sono in una via di Atene, chiacchierano, come faceva sempre Socrate, ci siamo arrivati in modo troppo astratto. Abbiamo preso l'essere umano isolandolo dalla vita di relazione, dai rapporti in cui sta, come se l'avessimo portato in un laboratorio di anatomia, l'avessimo sezionato per scoprire la sua verità. E da lì ne è venuta fuori questa cosa, l'anima, il puro spirito, senza corpo. Il corpo è una prigione, è uno strumento, è un oggetto, è qualcosa di cui liberarsi per scoprire la nostra verità interiore. Tutto questo però, per l'appunto, è il prodotto di un inganno, di un errore di prospettiva. L'abbiamo isolato, l'abbiamo considerato per ciò che esso è in sé, singolarmente. Ma questa non è la verità dell'umano. La verità dell'umano è la pluralità. Noi siamo sempre dentro la relazione, non ci si può astrarre dalla vita plurale. E che cosa ne viene fuori allora? Che la verità è un'altra e la conoscenza di sé è qualcosa che non si raggiunge in questo modo e non coincide con la conoscenza dell'anima. Socrate, subito dopo, la riassumo con un'immagine, l'ultima che vi lascio, di un riconoscersi nell'amore rispecchiandosi nell'altro.
La mia verità non la trovo in un percorso di autoanalisi individuale che mi porta ad astrarre dal mio corpo, identificandomi appunto con una presunta coscienza o anima incorporea. La scopro soltanto gettandomi nella relazione. E qui Platone gioca l'asso e usa questa immagine meravigliosa, vertiginosa, letterariamente bellissima, della conoscenza di sé come un rispecchiamento. Io scopro finalmente chi sono soltanto se mi vedo riflesso in te. E dove però? Chiede Socrate ad Alcibiade. Qual è la parte di te che mi può davvero rispecchiare? L'occhio. Ma non qualunque parte dell'occhio, bensì quel piccolo buco nero che abbiamo al centro dell'occhio, la pupilla. Ed è proprio così, perché se io e te ci guardiamo l'uno negli occhi dell'altro, ci vediamo. Mi è successo con mio figlio di 3 anni l'altro giorno, che senza sapere che io mi occupavo e mi interessavo a queste cose, mi ha detto: mi vedo dentro il tuo occhio. Eravamo uno di fronte all'altro. Mi posso vedere rispecchiato nella tua pupilla, è una metafora chiaramente, ma la cosa meravigliosa di questa metafora è che ci fa capire cosa intende davvero il filosofo, perché la pupilla è quella parte magica dell'occhio umano che non solo rispecchia, ma anche vede. Questo vuol dire che io mi posso rispecchiare in te, scoprire chi sono dentro la pupilla della tua anima, soltanto se tu stai facendo la stessa cosa con me. Quindi la conoscenza di sé non è un'autoanalisi individuale e solitaria. Se io intraprendo quel cammino, mi perdo di strada la vita, la relazione, il corpo, la fisicità. Se io invece perseguo la conoscenza di me stesso nel rispecchiamento reciproco, insieme, in maniera plurale, come ribadirà dopo Platone anche Aristotele, l'amico è colui che mi consente di conoscere me stesso e insieme ci diamo da fare per realizzare l'uno il bene dell'altro, ebbene allora a quel punto capirò che non ha alcun senso distinguere l'anima dal corpo. L'anima e il corpo sono solo nomi per indicare quella realtà magmatica a cui corrisponde ciascuno di noi, che non vive mai da sola, ma vive spinta da quell'energia fondamentale che si chiama eros in Platone, ovvero il desiderio di felicità, che non ha alcun senso senza amore, che mi spinge a cercare me stesso sempre nell'altro e sempre fuori di me. E questo, credo, parla direttamente anche a noi, dando una lezione formidabile ad ognuno sul modo in cui possiamo ancora oggi, anche in questo mondo difficile, provare a vivere un po' più liberi e più felici. Grazie.